lacrime non mi firo più di guardare. Mo c'avimmo a stringere, poverino, che si può fare? Chiamami, io sto sempre qua, sempre pronto a me buttare. Sai che non può vincere quando tavolo non do da. Ti imparate a perdere e non imparate a muzzicare. Chiamami, io sto sempre qua, pronta ad avanzare, primi a buscare. Pronta ad avanzare, pensa prima a dicere, per non dicere fassaria. Pigliatela a ridere e a nascondere si può contria. Chiamami, o vienemi a trovare, se stai sola e può parlare. Noi da 9 anni stiamo applicando una strategia turistica che va sotto il nome di bottom up, cioè noi stiamo cercando di coinvolgere tutti i residenti, tutti i cittadini della nostra città e fargli comprendere il valore aggiunto che ha Napoli rispetto a tutte le altre città. Il valore aggiunto è l'artisticità, quindi trainato tutto dalla musica, poi abbiamo il teatro, la pittura, la scultura, ma noi nel campo delle arti Napoli è una città molto molto forte. Invitiamo gli imprenditori a prendere il nostro esempio ed unirci tutti per portare avanti la cultura napoletana, perché purtroppo ormai stiamo vivendo in un periodo in cui gli enti non hanno più le possibilità economiche per portare avanti gli eventi e quindi c'è bisogno di questo connubio pubblico-privato per portare avanti la nostra città e i nostri punti di forza. Quindi investire in cultura ripaga ampiamente tutti gli sforzi che uno fa, se non altro in termini di soddisfazione, con migliaia di persone che ti ringraziano per quello che tu fai. Oltre a cantare in questo spettacolo, io ho racchiuso non solo il canto ma la poesia, il teatro, che a me è molto caro, quello di Raffaele Viviani. E devo dire, sono rimasto sorpreso, per me è la prima volta, la prima esperienza con voi, spero di farne altre, devo dire la verità, sono felice. Che bella cosa è la giornata di sole, la rinsegna con braccia fresche, rosa di fresca, mareggiana fresca. Qui è sempre estate, è sempre festa. Certo, certo, ma ti ripeto, la crociera, a parte il tempo, la bellezza della crociera della musica napoletana, e tu comunque vivi in un ambiente bellissimo, comodissimo, ti puoi concedere tutto quello che vuoi per una settimana e pertanto veramente indifferentemente dalla meteorologia, puoi trascorrere veramente una settimana di relax completo perché ti puoi concedere tutto quello che vuoi. E la sera condiamo queste belle giornate sempre con musica, teatro napoletano e cultura napoletana. Sono
credo, questo è il mio pensiero, che il vero scopo di un artista è toccare quanti più cuori con la propria arte, e quindi se stasera anche un solo cuore è andato a casa, cioè in cabina in questo caso, più sereno, per me ho raggiunto il mio scopo e sono serena anch'io. Quindi grazie per avermi dato questa opportunità di portare la canzone napoletana, posso dire per la 4ª volta con voi. Per me è sempre come la prima volta, la stessa emozione, qui sul mare, che poi è il mio elemento naturale. Io sono segno pesci, quindi ti lascio mai sul mare, sto proprio a casa. Avete mai nella storia di Napoli trovato una traccia di ostilità verso qualcuno? La musica araba è arrivata a Napoli e è diventata napoletana. La musica del nord Europa, la musica balcanica arriva a Napoli e diventa napoletana. Quindi quello che c'è tutto Napoli fa proprio, e di suo in realtà non tiene quasi niente. A cosa? A quella predisposizione all'altro, perché a Napoli il Regno di Sicilia era l'unico paese in cui l'omosessualità non era reato. Nel Regno di Sardegna c'era la pena di morte per l'omosessualità, perché nulla, questo è il messaggio vero, la radice vera, profonda dell'identità della cultura napoletana. Se è vita non è estranea a me, mi appartiene. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me mi innamora così guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando io ti guarda così, si pure tu ti senti morire, non mi dici e non mi fai capire, ma perché dillo, si pure tu sai te ne manna. Oh mia, come vai bene a te. Ma innanzitutto voglio ringraziare Francesco Spinosi, sembra che ti appartiene. E voglio ringraziare tutti quelli che hanno creduto in questo progetto, che credono in questo progetto da tanti anni, portare la musica napoletana ovunque, cercare in qualche modo di stimolare anche l'attenzione, e quindi una cultura riconosciuta in tutto il mondo che va in giro per il Mediterraneo. Grazie a MSC Crociere che ci ospita. Per me come dire, sono onorato e sono contento allo stesso modo, perché ecco, c'è il papà che parla, perché ho trascorso qualche giorno in giro per il Mediterraneo e questa sera ho il piacere di esibirlo in questo teatro bellissimo. C'è ognuno nel tuo sguardo, nel fondo del cuore, nelle carezze e i ricordi lasciati da te, nei tuoi sorrisi improvvisati, dentro i tuoi baci mai perduti, in tutto quello che parla di te. Da lontano tremolano, ora vedo pure la tua faccia sopra il mio cuscino, e nel buio sulla mia pelle sento ancora il tuo profumo, e ti stringo forte forte addosso, come se tu fossi qui con me, anche se di te più niente c'è. Da lontano tremolano, oramai per me non conta.
più nessuno, anche negli sogni sento il tuo respiro. Tu sei tutto quel che manca dentro me. Amare e vivere non è possibile, ma per vivere bisogna amare chi è dentro me. Grazie. Siamo partiti da Napoli il 26 settembre e dopo aver attraversato Messina, Malta, Palma de Mallorca, Barcellona, Marsiglia, siamo qui a Genova con questa splendida giornata, quasi a voler sancire il nostro impegno e la nostra passione che mettiamo nella musica napoletana. E che dà forza ai giorni miei, io l'ho imparato dall'amore, passo dopo passo amando, ho capito che qualunque pelle o fede avrai, ci basta un'alba per commuoverci, un brivido, un'idea. Apri le tue braccia al mondo, fai volare in alto i sogni tuoi. Nessuno è da solo mai, fin dove c'è vita. La nona crociera della musica napoletana anche quest'anno ha portato in giro la nostra grande cultura. Speriamo di essere arrivati ai cuori di tutti i nostri crocieristi e di arrivare al vostro cuore, affinché Napoli possa avere tanti ambasciatori sparsi in tutto il mondo, che diano manforte alla nostra grande cultura. Vi aspettiamo per la 10ª edizione, per l'anno prossimo, e ricordatevi che l'Europa prima che altrove è passata da Napoli. Spargiamo questo verbo e diciamo a tutti che Napoli è una grande città. Vi aspettiamo tutti l'anno prossimo. Grazie e arrivederci a tutti. Passa il senso di ogni uomo, ogni libertà si paga con